Amici di Sportisili, un buon pomeriggio qui da Marco Genduso per commentarvi la 13ª giornata del campionato Juniores Under 19 che vedrà affrontarsi CUS Palermo e Athletic Club Palermo. Dunque un derby, partiamo subito presentando questo importantissimo derby e iniziamo anche, nel frattempo che il direttore di gara sta accompagnando le due formazioni a centrocampo, presentiamo subito le due squadre con maglia bianca l'Athletic Club Palermo, maglia invece verde per il CUS, gara che già è stata giocata chiaramente per quanto riguarda il girone di andata, vittoria per gli attuali ospiti di quest'oggi, ma padroni di casa chiaramente nella gara di andata, ovvero l'Athletic Club Palermo, con un risultato di 3-2, tante espulsioni ma anche tanto bel gioco, con la doppietta di Manuel D'Amico e poi la rete di Ismaele Anania. Oggi D'Amico in campo, Anania è in panchina, ma chissà non possa entrare magari a gara in corso, forse negli ultimi partiti un po' meno minutaggio per lui, ma chiaramente oggi c'è una grande assenza, quella di Alberto Alessi, e questa è un'assenza che dobbiamo subito sottolineare, perché nell'ultima partita Alessi è stato veramente scatenato, man of the match contro il San Giorgio Piana, poi anche una grande partita contro la Parmonval, terminata poi con il risultato di 1-1, ma prestazioni sempre a salire per il calciatore che solitamente indossa la 11. Oggi quella 11 invece viene indossata da Salvatore Di Giovanni, che quindi prende il suo posto. Nel frattempo noi vi mostriamo anche lo scoreboard con il risultato chiaramente di 0-0, poi il cronometro, come diciamo in ogni nostra diretta, partirà dall'istante in cui rotolerà per la prima volta il pallone. Tanto vediamo anche i due capitani, da una parte Mattia Clemente con la maglia numero 10, dall'altra invece Alessio Barone con la 8, a seguire tutti quanti i calciatori. Dunque partiamo con la formazione di Club Palermo, perché si schiera con in porta Cesare Di Martino, a destra vediamo Alessio Lanza, sempre giovanissimo ma sempre presente, a sinistra gioca Luca Antona, almeno dovrebbe essere questa la decisione, o potrebbe anche giocare in realtà centrale con Martino sull'out di sinistra, vediamo se effettivamente sarà questa la soluzione o meno. E come centrale invece chiaramente Martino e Fiore, o Antona nella misura in cui chiaramente partisse lui come centrale. Centrocampo invece i soliti Pietro Viola con la maglia numero 8, che farà compagnia invece a Rosero Arcolò, che è tornato dopo invece il turno di squalifica scontato nella sfida contro la Parmonval. E infine lì davanti è ormai un po' sudato anche il modulo di questa formazione, perché lì davanti gioca Caruso, poi sinistra, destra rispettivamente Di Giovanni e D'Amico, trequartista come sempre Mattia Clemente. Comunque vedo un po' tutte le statistiche, ma ancora ne manca qualcuna, ma la diremo chiaramente quando inizierà il match. Nel frattempo il fischietto in bocca da parte del direttore di gara e inizia anche la sfida con il primo possesso palla che viene subito lasciato da Teresi nei confronti dei compagni, con la coppia difensiva formata da Agnello e Spata. Si torna da Randazzo, sempre Spata, largo per Nicolò Tripoli, inseguito da D'Amico, Chimento, nuovamente dalle parti di Agnello. Dunque parlavamo di statistiche, perché il Athletic Club Palermo è la squadra che al momento si trova al terzo posto, al quarto invece c'è proprio il CUS Palermo. I punti di stanza però sono diversi, perché il CUS ne ha 14, l'Athletic invece ne ha decisamente di più, difatti sono 27, quasi il doppio. Nel frattempo Antona gioca come centrale, di conseguenza è Fiore a giocare come terzino sinistro, dunque non Martino come potevamo forse pensare. Più che altro Martino a volte si allarga quando va sull'otto di destra, sull'otto di sinistra invece va Fiore. Intanto sbaglia qui Lanza, riesce comunque a risolvere Arcoleo, scambia con Martino, sempre Arcoleo, spera la porta, viene inseguito da Barone, palla che si impenna. Arcoleo prova il lancio in avanti, Viola lotta contro due calciatori, poi cerca il rilancio a favore quasi di Giovanni con un rimpallo, poi Agnello torna direttamente dalle parti di Chimento e quindi Spata in possesso palla. Dunque continuiamo con le nostre statistiche, perché l'Athletic Club Palermo è il miglior attacco di questo campionato con ben 46 gol, poi è la terza migliore difesa con 19, dall'altra parte il CUS invece è il quarto miglior attacco con 31 gol e invece la sesta miglior difesa con 6. Tripoli, metti tutti d'accordo, si fa vedere qui con una buonissima giocata, subisce anche fallo Andrea Mormino, dato giù. Quando Mormino va a prendersi la palla, D'Amico e Ruvolo invece si inseriscono. Questa dovrebbe essere la giocata classica del CUS, vediamo se oggi effettivamente la vedremo più volte. Tanto calcio di punizione con Teresi, cambia gioco direttamente da Randazzo, palla dietro, Agnello,
cerca D'Amico l'anticipo, anzi Ruvolo cerca l'anticipo, viene però anticipato, poi Agnello decide di tornare direttamente dalle parti di Chimento. Spada, c'è Teresi largo a sinistra, viene anche chiamato dai compagni, il pallone è proprio dalle parti del numero 3, però non la controlla bene e dunque palla in rimessa laterale con D'Amico che dice qualcosa invece ad Arcoleo, forse di posizionamento. Clemente, buon lavoro, D'Amico, poi Di Giovanni va giù, ma si continua però soltanto per qualche istante perché commette fallo un po'. Non è d'accordissimo in questo caso con la mai numero 7 Leonardo Messina, però di gara era molto vicino. Antona, Arcoleo, sempre Antona, si torna dietro ad invitare anche Cesare Di Martino. Col mancino addomestica il rilancio in avanti, Caruso, la sponda per Clemente, poi l'anticipo da parte di Agnello, adesso Teresi, spalla alla porta, cerca il tocco dei suoi compagni ma non riesce a passare. Arcoleo lascia lì il pallone, Fiore, lo scarico su Di Giovanni che vuole con l'esterno trovare Caruso sulla velocità che è molto veloce, riesce comunque ad arrivarci Caruso in anticipo, poi la palla Grimelli, D'Amico, scivolata e poi la blocca Chimento, ma questa prima occasione da gol per l'Athletic tra i piedi del numero 7. Però che palla comunque di Giovanni per Caruso, il 9 non è riuscito ad arrivare sul pallone come avrebbe voluto, ma ha fatto uno scatto impressionante. Poi Barone si aiuta un po' troppo con il braccio e allontana anche la palla. Poi dietro di gara lo chiama, lo richiama, dice di non gettare più il pallone così lontano. Era iniziata veramente da pochissimo. Quindi calcio di punizione, vediamo Arcoleo sul punto di battuta, potrebbe cercare un rilancio in avanti, vediamo effettivamente cosa farà. Arcoleo alza la palla sul secondo palo, spunta, Fiore di testa e qui si chiede anche l'ultimo tocco da parte di Randazzo, se non abbiamo visto male, e dunque calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo che andrà come sempre con Mattia Clemente sul punto di battuta. Salgono un po' tutti, rimane invece dietro Pietro Viola, anche Lanza e anche Di Giovanni in realtà viene chiesto di tornare dietro. Nel frattempo è rimasto giù un giocatore e forse bisogna intervenire con lo staff medico, vediamo. Si è rialzato, dovrebbe essere Messina se non vediamo male. Sì, è proprio Messina. Però adesso tutto ok fortunatamente, dunque si torna in campo con il calcio d'angolo da parte di Clemente che prova a pescare i compagni, allontana invece il Randazzo, brutto corner qui di Clemente che col pallone che viene anche perso. Ancora Clemente dunque dalla bandierina con a rimorchio che rimane D'Amico, poi Martino e Fiore che guardano sul secondo palo forse questa palla. Clemente va infatti proprio lì, si erano anche staccati sia Caruso che Fiore, ma si sono dati forse anche un po' di ostacolo a vicenda. Sarà però ancora calcio d'angolo e ancora Mattia Clemente a battere. Nel frattempo si riscalda un uomo in Casacus. Sempre Clemente sul punto di battuta. Vediamo come andrà adesso. Non ha battuto benissimo i primi due. Adesso vediamo il terzo. Clemente troppo sul primo palo, allontana poi molto bene Teresi. Palla che viene gestita da Mormino. Poi Arcoleo in anticipo, è anche in vantaggio. E ci regala anche un bel dribbling in fase difensiva. Fiore vuole l'appoggio di Viola, vuole invece il dribbling, lo trova con Messina che lo insegue, poi si appoggia Arcoleo, può cambiare tutto, c'è Lanza, ma lui torna da Luca Antona che fa lui il cambio di gioco per Clemente, di testa, ottima la giocata per D'Amico, 1-2 che funziona, poi Barone mette una pezza, palla che si impenna, di testa sempre Antona, poi la recupera e lotta, in questo caso D'Amico, poi palla dentro di Giovanni, cercare Caruso, questo inserimento come sempre alle spalle dei difensori, però
fa una buona guardia la coppia difensiva formata da Agnello e Spata, in questo caso il primo con la casacca numero 5. Sarà dunque possesso per l'Athletic, con Fiore che va a prendere il pallone addirittura dietro i tabelloni pubblicitari. Poi il direttore di gara ferma un attimo il gioco perché sta parlando con Mormino. Forse qualche parola di troppo. E anche cartellino giallo per Mormino. Cartellino giallo per Mormino, il primo cartellino di questa partita dopo 7 minuti. Non sappiamo cosa abbia detto effettivamente alle direttive di gara, però qualcosa per che valesse un cartellino giallo. Dunque sarà rimessa, anzi no, calcio di punizione per Fiore, con Arcoleo che dice al compagno di appoggiarsi anche dietro e di non andare in avanti, e infatti Antona la riceve. Cambia tutto male, però di testa la tocca D'Amico, ma la palla era già terminata in out e dunque rimessa per il Cus, con Tripoli che riceve da Spata e poi va con le mani. Testa Arcoleo, mette tutti d'accordo, lanza, allunga il pallone, poi Clemente la insegue, allontana ancora il Cus, poi il palla che rimane su Tripoli, Clemente nasconde la palla con il fisico, grande giocata di Mattia Clemente adesso, che viene anche tallonato da Barone, poi va a sfondare tutti e riesce anche a recuperare il pallone, poi la palla rimane sempre lì, poi tacco di Clemente, molto bene qui adesso Arcoleo, adesso lanza col tacco, si gira molto bene Martino, si torna direttamente dalle parti di Di Martino, non è contento mister Clemente, forse voleva che si cambiasse gioco per continuare l'uscita dalla pressione, e poi invece il pallone viene regalato al Cus Palermo. Nel frattempo ricordiamo la classifica perché l'Athletic Club Palermo si trova al momento al terzo posto con 27 punti, poi a quota 28 abbiamo la Parmonval, invece a quota 31 il San Giorgio Piana. Al momento queste due formazioni stanno giocando nel campo della Parmonval, quindi campo di Mondello tra Parmonval e San Giorgio Piana, e l'ultimo risultato che a noi è stato comunicato, tanto palla dentro per allontanare Di Martino, poi fallo in attacco. Dunque torniamo invece a raccontarvi anche di Parmonval contro San Giorgio Piana. Le ultime informazioni da noi ricevute prima dell'inizio chiaramente della partita erano di un pareggio 0-0. Era iniziata, ricordiamo, alle ore 3:30, di conseguenza finirà prima di questa sfida. Intanto Di Martino va a lungo, Arcoleo la controlla, palla sul lanza con l'esterno, cerca di liberare ancora il numero 4, di testa serve D'Amico, poi la controlla col mancino, chiude invece Tripoli, poi buono qui Messina, allunga invece la palla a Teresi, ma in anticipo Fiore, che di mestiere fa il centrale di difesa, oggi terzino sinistro, però fa un anticipo da difesa centrale. Poi Messina riesce anche a concludere in porta, ma giocherà fermo, tocco con il braccio e dunque calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo, che rimane quindi in zona difensiva dopo 10 minuti. Non abbiamo visto una partita molto vivace, più tattica, tante fasi di studio. Arcoleo vuole i compagni, trova l'appoggio di Di Giovanni che fa scorrere questo pallone. Non è stata una buona idea perché ha chiuso da quella parte Randazzo. Ha fatto un buon lavoro sulle fasce per il Cus, fasce difensive, perché sia Randazzo che Tripoli attaccano molto e comunque non si fanno trovare impreparati. Chiaramente contro le fasce invece dell'Athletic, che sono probabilmente tra le migliori di questo campionato, bisogna anche cercare di non concedere troppo. Lo sanno molto bene le squadre che hanno affrontato queste squadre. Intanto Arcoleo calcia addosso al portiere, ottima la parata da parte di Chimento. Questa è la prima vera occasione per l'Athletic Club Palermo, arriva al minuto 11 con Arcoleo. Messina lascia lì il pallone, poi allunga dalle parti di D'Amico, anzi di Ruvolo, che può puntare l'uomo. Ruvolo apre con il destro per Barone, che la controlla molto male qui, perde anche qualche tempo di gioco. Qui forse poteva anche controllarla col mancino e calciare, forse anche di prima intenzione, non se le sente il capitano del Cus, che ha preferito invece calciarla con il destro, e qui credo abbia fatto anche male. Tripoli con le mani, poi D'Amico, Clemente lascia lì il pallone a Viola, ma viene anticipato da Teresi, che allunga Randazzo, Agnello, adesso Teresi, gioca bene il Cus, che scende bene dalla pressione, poi Randazzo cambia gioco in mezzo, Martino buca l'intervento, poi le finte, va sul sinistro, può calciare, calcio in porta, e poi la parata da parte di Martino, ma grande giocata
qui di Andrea Mormino che aveva nascosto il pallone, è andato anche così a calciare, ma tanta sfortuna adesso. Calmo, Spada, calmo, preciso. E adesso possiamo parlare decisamente della migliore occasione della partita a tinte verdi del CUS, perché qui Di Martino ha salvato veramente un gol, però forse c'è stata anche una deviazione in realtà da parte del difensore. Barone non trova la palla, la trova invece Tripoli che può puntare alla difesa, si appoggia, Barone vuole il triplo, poi Lanza è scivolata, non vuole farlo passare ma con un palo riesce, Barone mette la palla in mezzo e Martino invece allontana senza badare allo stile, poi Spata sbraccia un po' troppo nei confronti di Caruso ed è calcio di punizione. Arcoleo poi appoggia per D'Amico, però il titolo di gara dice di andare leggermente indietro per battere questo calcio di punizione. Poi Lanza si addormenta un po', lo anticipa Barone che rimane anche giù. Poi buono qui il lavoro da parte di Mormino, Arcoleo commette fallo, però c'è anche un cartellino giallo per Lanza. Ti serve Baro? Bravo Salvo, bravo Ale. Serve Baro? È stato ottimo qui l'anticipo da parte di Barone con Lanza che invece è in ritardo. Lo ha preso e quindi calcio di punizione. Un inizio non positivo da parte dell'Atletico, soprattutto perché ha abituato tutti gli spettatori probabilmente a gare sempre di livello. Oggi però forse anche la trasferta, lasciare anche il campo di casa dopo 2 partite consecutive, ricordiamo contro San Giorgio Piana e Parmonval per l'ennesimo scontro fondamentale per la classifica, non è mai facile. Intanto Randazzo cerca il cross in mezzo, però c'è un fuorigioco. Lanza, Martino allunga subito il pallone a cercare lo scatto di Caruso. Solitamente quest'asse funziona, infatti Caruso va in vantaggio, poi Spata con tanta furbizia riesce a fermare Caruso e le tiene anche la palla in campo. Lanza la controlla, però era già terminata in auto e dunque rimessa con le mani per Lanza. D'Amico, buona qui la sua giocata, vuole sgusciare col mancino, poi Lanza centrale, Clemente, ottimo il velo per Caruso, poi viene anticipato da Agnello, un'ottima gara da parte dei centrali Agnello e Spata che al momento non stanno rischiando praticamente nulla. Arcoleo si appoggia, Di Giovanni con il tacco per Caruso a liberarlo per l'anticipo da parte di Spata, poi va giù, ma si continua, D'Amico, Rieta, calcia col sinistro, smorza un po' troppo e chiude troppo l'interno e dunque palla fuori, rimessa dal fondo per occasione Athletic. Sarà quindi rimessa dal fondo con Chimento che appoggia dalle parti di Teresi, che adesso ha accorciato la sua posizione andando praticamente a livello dei centrali, ma lui è un vertice basso e infatti torna a centrocampo. Intanto Spata rischia tanto, Tripoli col mancino, c'è sempre molto libero Mormino, la sua posizione sta dando tanto fastidio all'Athletic. Buona qui la sua giocata del numero 9, con il tacco si appoggia, Messina, calcia col mancino, Antona molto bravo invece a respingere in scivolata, poi Teresi qui chiude Fiore, poi regala il pallone a Messina che si ferma, sterzata, poi prova la giocata tecnica ma non riesce D'Amico, anzi no, Ruvolo, chiedo scusa, Amico era al centro dell'area di rigore. Intanto Di Giovanni prova ad autolanciarsi sulla fascia, Randazzo qui rischia veramente tanto perché poteva darla al portiere ma ha preferito allontanare la sfera cercando di trovare una deviazione da parte di Giovanni, però non è stato fortunato perché la deviazione almeno in realtà l'ha trovata ma poi la palla non è terminata fuori, quindi rimessa per l'Atletico con Fiore sul punto di battuta, guarda i compagni al centro, battuta lunga per Caruso che la tocca di testa, male però direttamente in out e quindi si ritorna con rimessa dal fondo che vedrà impegnato Chimento. Tripoli centrale, Teresi, buono il suo lavoro. Agnello si appoggia, Randazzo non è pressa Caruso, infatti si appoggia dietro, sa che c'è spazio per tornare da Agnello e dunque sfera su Spata. Ha tanto spazio di tacco Mormino, poi anticipa D'Amico, Lanza che allontana
Caruso insegue il pallone come sempre, può arrivarci anche in velocità, infatti vince il mismatch, ma non il secondo. Prima con Spada, poi con Agnello, ma qui ancora una volta una buona giocata da parte dell'attaccante che come sempre cerca di attaccare sulla profondità, ma ottima chiusura da parte del Cus. Sul punto di battuta vediamo Lanza, si allontana Caruso, però è quello più vicino per dare l'appoggio, ma Lanza forse andrà a lungo. Infatti fa così, si china Clemente, palla allontanata da Barone, rimane sempre lì l'attacco con Lanza che prova di testa a saltare Tripoli, però fa una buonissima chiusura e poi costringe anche Lanza al fallo e dunque calcio di punizione. Lanza, ricordiamo, è già ammonito, chissà che magari non possa esserci un cambio, forse per Maietta, magari al secondo tempo. Un giallo preso praticamente nei primi minuti. Teresi cerca Ruvolo, adesso D'Amico, Messina, Agnello, finta su Caruso, prova a centrare, Messina non aggancia molto bene, poi tiene lontano Viola, anche lui un po' in ombra. In realtà è un po' tutto l'Atletic che oggi non sta giocando una buonissima partita, però chiaramente siamo soltanto al 18° minuto di gioco. Non giochiamo sempre a destra! La testa vale 4 volte ci abbiamo provato. Randazzo, Teresi, Si cambia l'altro. Agnello vede Spata, la controlla, poi c'è Tripoli, lui va invece centrale da Barone, palla di ritorno ancora su Spata che sbaglia l'aggancio, non è perfetto. Poi Lanza andrà con le mani, Arcoleo, aggancio non perfetto. Antona, è lui l'uomo più difensivo adesso. Sì, veloce, Baro, veloce. Martino va lunghissimo, cercare la sponda di Clemente, non passa, poi passa invece su Caruso. D'Amico, scivolata di Agnello, 2 volte D'Amico nasconde il pallone, poi va a rientrare, ancora una volta Agnello. Ottimo qui la caparbietà da parte del centrale, che probabilmente sa bene della tecnica del suo avversario e non gli ha lasciato veramente nemmeno un centimetro. Lanza, Caruso cerca di agganciare con il petto, trova adesso l'appoggio nuovamente sul 2, poi Clemente vuole l'imbucata centrale ma allontana la difesa con Antona in vantaggio che si appoggia, preferisce Di Martino. Di testa Teresi, poi Di Giovanni, palla che si impena, Caruso come sempre insegue, anzi Clemente insegue, direttamente invece preferisce appoggiarsi Agnello. Teresi sbaglia il tocco, ringrazia Di Giovanni che prova le finte, c'è Caruso, può puntare invece vede il taglio, le spalle di D'Amico che può rientrare in area di rigore, vediamo, adesso è un po' largo, cross dentro da parte di D'Amico, allontana invece senza badare lo stile Randazzo, poi calcia invece Arcoleo verso la porta, però c'era già una posizione di offside e dunque gioco fermo e calcio di punizione per il Cus. Teresi più preciso. Anche il tecnico qui del Cus a rimproverare un po' Teresi perché effettivamente aveva regalato il possesso di Giovanni. Hanno detto una buona gara da parte del numero 4, però queste occasioni possono trasformarsi da positive in negative e chiaramente costare carissimo. Lo sa bene il tecnico, infatti dice qualcosa proprio al 4, che però con un cenno di intesa dice ok mister. Mattia, lo scarico di Andrea devi prendere tu. Sarà quindi rimessa con le mani, Fiore sul punto di battuta, cerca lo scatto di Viola che arriva, poi prova con l'esterno, una giocata molto complicata, però direttamente tra le braccia di Chimento che si appoggia da Tripoli, c'è largo adesso Barone che sta prendendo posizione, lo vede infatti D'Amico e dice al compagno di seguirlo, infatti Lanza accorcia ma si va lungo con Antona di testa, poi Mormino sbaglia il controllo dopo aver provato una giocata molto complicata, Barone contrasta e dunque rimessa laterale. Lanza, Clemente la tocca solo per un istante, Barone lanza 2 volte, la tiene lì, poi la palla che rimane sempre sulla linea di fondo, ma D'Amico con una grande giocata la tiene in campo, poi prende forse qualche calcio lo prende invece
E infatti proprio D'Amico, infatti calcio di punizione. Spata, in mezzo, quello si mette in mezzo. Spata, esci su quello. Non ti preoccupare. E calcio di punizione con Martino che sicuramente andrà a lungo, però Mormino è davanti, anche già ammonito. Da adesso la distanza, ci immaginiamo un cross sul secondo palo da parte del centrale, che infatti cambia tutto, cerca di Giovanni, cambia forse un po' troppo, Fiore invece ci arriva, la controlla, prova il dribbling, viene chiuso invece da Randazzo, fa una buona chiusura, adesso poi allunga dalle parti di Ruvolo, però il gioco è fermo. Ha tentato Randazzo di anticipare un po' tutti con questa giocata in profondità, Ruvolo è un giocatore molto veloce, però era veramente complicato riuscire a tenere questa palla. Poi intanto Caruso va sul pallone, fa soprattutto invece Chimento che mette tutti d'accordo. È il minuto 23, siamo quindi arrivati ormai quasi siamo arrivati ben oltre la metà del primo tempo con il risultato di 0-0. Randazzo avanza, c'è diversi metri di campo davanti, si appoggia su Teresi, adesso Agnello, Chimento, c'è Spata vicino a lui, infatti si appoggia proprio sul 6, ha fatto qualche errore di troppo forse dal punto di vista della precisione, però difensivamente parlando una buona gara. Barone cambia gioco, Randazzo controlla con il petto, regala nuovamente il pallone su Di Giovanni che vuole il dribbling, lo salta, Di Giovanni molto veloce, cerca di rientrare, Di Giovanni va sul fondo, sul mancino, poi chiude invece Agnello, che era perfetta al momento del numero 5, ha fermato praticamente tutti, giocatore molto alto, si vede che sfrutta tanto il fisico. Sarà quindi rimessa con le mani sempre Fiore, si attacca tanto sul lato di sinistra, ci aspettavamo forse un attacco maggiore dell'Athletic sulla destra, invece stiamo vedendo maggiormente un po' più di confusione sulla sinistra, con Fiore che si sta trovando comunque sempre nelle azioni. Adesso prova il traversone in mezzo, lotta Caruso, palla che si impenna, D'Amico al volo, D'Amico, palla che termina fuori, ha cercato di coordinarsi, non era facile, ma comunque impattato. Alto, non mi fare giocare Andrea. Non gioca Andrea, alto Mattia. Alto. Chimento potrebbe appoggiarsi sui centrali, infatti c'è vicino a lui Agnello. Adesso Randazzo accorcia la posizione di Giovanni, passaggio molto rischioso su Teresi, infatti il 4 messo in difficoltà da Randazzo, allontana la sfera ma regala soltanto il possesso all'Athletic, dunque minuto 25 di gioco, risultato sempre di 0-0 perché si fosse sintonizzati in questo istante, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dalle prime battute per questo scontro tra Cus Palermo e Athletic, derby cittadino. Teresi la mette giù molto bene, poi torna dietro mettendo un po' in difficoltà Spata, che invece va addirittura da Chimento, palla rischiosa, Spata col mancino esce benissimo però il centrale, adesso Tripoli ha lo spazio per poter inventare, cerca Mornio di testa, la tocca però con le braccia, però è stato dato fallo da parte di Martino, dunque fallo di Martino. Arbitro, possiamo cambiare la palla. Poi si chiede forse un cambio di pallone con Tripoli che lascia a Barone. Ci immaginiamo una sventagliata in avanti, mister Clemente a dire ad D'Amico di chiudere su Tripoli che è solo aumento sul lato di sinistra. Barone allontana poi Antona, Clemente si appoggia ad Arcoleo che la controlla a due tempi, non arriva a Viola, palla per Ruvolo che vuole inserirsi in mezzo a due, riesce a passare la palla, poi Clemente si fa anticipare, Barone ancora, Barone la controlla, buona sulla progressione, poi c'è Tripoli ma lui non lo serve, fa tutto solo, Barone si dimentica la palla, poi Arcoleo mette una pezza gigantesca e fa ripartire l'Atletico con D'Amico. Tripoli lo insegue, è più veloce, lo spinge un po' con la spalla, lo trattiene, ma si continua ancora. D'Amico contro tre avversari, va giù, calcio di punizione. Adesso Vittorio Gara che guarda Tripoli. E invece cartellino giallo per Spata. Vittorio Gara molto fiscale, che non sappiamo chiaramente cosa abbia detto Spata. Probabilmente per protesta da Monito, perché il fallo non era comunque cattivo, era molto reiterato, però partiva da Tripoli il fallo per fare una spesa, è stato in realtà Spata.
E questo è un giallo importante perché a minuto 27 abbiamo già una ammonizione di un centrale di difesa. Questa potrebbe anche essere un fattore in realtà di questa partita. Lo vedremo chiaramente da qui al 90esimo. Clemente alza le braccia, forse perché per uno schema va sul secondo palo, vuole l'inserimento di Fiore, anzi di Antona, che stacca su tutti, ma non è preciso, e palla che termina quindi in rimessa dal fondo. Cus Palermo che arriva a questo match dopo la trasferta contro l'ATF, risultato di 3-3. Pareggio anche per l'Athletic, ma l'abbiamo già detto in precedenza, 1-1 contro la Parma in casa, dove invece la grande impresa contro la prima della classe, il San Giorgio Piana, risultato di 3-1 con un super Alessi, che oggi è assente. E se ci sta seguendo chiaramente lo salutiamo. Chimento, c'è la pressione di Caruso, lui lo mette fuori tempo, si appoggia da Agnello, che guarda i compagni, poi prova la botta lunga a cercare la velocità di Messina che crossa anche, Antona la tocca nella zona sacrale e poi si appoggia dietro, Randazzo allo spazio, Teresi apre anche lui dentro per Ruvolo, chiude però in anticipo Di Martino. Comunque sta giocando una buona gara, sicuramente dal punto di vista difensivo, ma anche davanti si è fatta comunque vedere. La cosa più importante è stata quella di Mormino, ricordiamo, finta, andando sul mancino. Viola spalla la porta, la controlla magnificamente, poi invece sbaglia il passaggio per il compagno. Teresi in anticipo, Arcoleo chiude, regala però la sfera a Messina che guarda i compagni, si appoggia, Ruvolo spalla la porta contro Antona, lo fronteggia, non lo vuole fare passare, gli riesce anche, però calcio d'angolo. Sarà quindi calcio d'angolo con D'Amico, un po' in ombra in realtà il numero 10. Si sono visti maggiormente Ruvolo e Mormino quest'oggi. Andiamo con Mancino che traiettoria pennellerà, va lungo sul centro dell'area di rigore, poi pare che rimane lì, calcio in porta, la strozza un po' troppo Mormino che non trova una deviazione, però aveva fatto bene comunque calcio di prima intenzione senza agganciare la sfera, poi in realtà non l'ha presa benissimo. Antona va a lungo a cercare Caruso, l'aggancio di Agnello che aiuta soltanto però il 9 avversario. Adesso Clemente, destro-sinistro, allarga Di Giovanni, può puntare la difesa, Di Giovanni rientra, le finte di Di Giovanni sul destro, può fare una buona giocata, poi forse anche una conclusione, ma si riparte con il Cosa 1000, con il taglio da parte di Messina che taglia tutto il campo. Adesso col mancino trova l'inserimento da parte del compagno, poi calcia in porta e la palla termina fuori, ma occasionissima qui per il Cus con Ruvolo che con il destro prova a incrociare. Antonio è stato praticamente saltato sulla velocità, palla che termina fuori, ma grandissimo rischio ancora per l'Atletico. Qui occasionissime, adesso sono 2 le occasioni per il Cus, che forse ai punti meriterebbe anche qualcosa in più rispetto all'Athletic, che non sta giocando una partita un po' come ci ha abituato probabilmente tutti quanti in questo campionato. Però il Cus è veramente messa molto bene in campo, anche forse alla luce della gara di andata persa 3-2. Palla lunga, Mormino va davanti, Martino casca giù e dice alle 9 di alzarsi. Si lamentano i padroni di casa, ma il giocare è molto sicuro. Poi Caruso la controlla, spalla alla porta, Arcoleo, scivolata sbagliata di Spota che è anche già ammonito. Arcoleo alle spalle per D'Amico, palla però che viene fermata da Tripoli scivolata, però prima c'era anche un fuorigioco. Nel frattempo dice dietro di gara si sta spiegando con Barone. Sì, Matteo. Sì. D'Amico rincorre la palla, poi per un rimpallo quasi riesce a passare. Barone allunga la sfera a cercare ancora la velocità di Mormino che veramente sta giocando una grande partita, è già ammonito, ma
sta giocando benissimo, qui intanto Barone apre troppo il braccio, Lanza fa scaramentare il pallone su di lui e dunque calcio di punizione, palla sul Fiore, col mancino non si trova però con Di Giovanni, poi Caruso chiede come sempre in ogni pallone e per poco anche non ci arriva. Caruso è un giocatore che attacca praticamente sempre la profondità e lo fa sempre con qualità, riuscendo anche ad arrivare praticamente la maggior parte delle volte sul pallone, però anche con palloni così completi non è facile, comunque ci prova sempre. Viola, bravissimo qui nel suo anticipo, poi lascia ad Arcoleo che invita l'azione anche Fiore, che con il destro prova l'imboccata su Viola, non è precisa, forse manca qualcosa oggi all'Athletic, sicuramente la vivacità di Alberto Alessi è una di queste. Tacco di Mormino, poi Arcoleo lotta ancora, è sempre uno dei migliori, poi imbucata per Caruso che può arrivare verso la porta, Agnello in anticipo, però il gioco è fermo, calcio di punizione per l'Athletic. Gittegara non aveva alzato il braccio, dunque non era fuori gioco. Sto calcio di punizione, ma non abbiamo capito realmente per che cosa, forse qualche calcio che non abbiamo visto probabilmente. Fatto sta che comunque calcio di punizione per l'Athletic. Sul punto di battuta vediamo D'Amico, c'è anche in realtà Arcoleo, si avvicina Antona, ma potremmo forse escludere la soluzione del 19. Dunque non clemente sul pallone, va dentro l'area di rigore. C'è D'Amico ma anche Antona, invece rimangono giù Viola e Lanza. Da qui potrebbe esserci forse un cross in mezzo, ma D'Amico col mancino può fare paura da lì. Conte i passi, calcia D'Amico in porta, apre troppo, gira la palla, ma termina fuori. Buona occasione però di D'Amico, che ha già trovato 2 gol, ricordiamo la gara di andata contro il Cus. Sì. Athletic che pressa tanto e costringe infatti il Cus a ripartire dal basso. Arcoleo la trova in un primo momento, poi lascia lì la sfera per Barone, allontana Fiore, palla alzata di petto, la controlla Caruso, poi Viola prova una giocata complicata però non sbagliata, perché Di Giovanni stava per arrivare su quel pallone, forse non ci ha creduto abbastanza. Poi Fiore scambia con Viola, palla di ritorno, l'anticipo di Randazzo, palla che termina su Antona che invece decide di allontanarle più che può. Poi Fiore per poco quasi non la riesce a tenere in campo, ma era molto complicato obiettivamente. Ruvolo fa la guerra lì davanti contro 3 avversari, riesce anche ad avere la meglio per qualche istante, poi la palla termina fuori ed è dunque rimessa con le mani per il Cus che rimane in zona offensiva. Poi Antona di testa, non sta rischiando praticamente nulla il centrale. Nel frattempo si alza dalla panchina, dovrebbe essere Ismael Anania, se non abbiamo visto male. Adesso vi diamo conferma. E infatti proprio Anania, che nella gara di andata ha realizzato un grandissimo gol inserendosi con un tocco morbidissimo. Vediamo se anche oggi potrebbe essere il game changer di questa sfida. Intanto calcio d'angolo per il Cus che rimane dunque in zona offensiva, con D'Amico che andrà nuovamente col suo sinistro a pescare i compagni al centro. Salgono un po' tutti, forse quello da marcare meglio potrebbe essere Agnello, è molto alto, si vede già anche da qui. Infatti viene marcato stretto da Antona, cross dentro a cercare proprio Agnello, ma commette fallo anche in stacco di sta su Antona. Alle spalle però c'è la Messina che stava arrivando per poter concludere probabilmente con il sinistro o forse anche di testa, ma il gioco è stato fermato in precedenza e dunque calcio di punizione per l'Athletic. Adesso va Di Martino sul punto di battuta, andrà sicuramente lungo, infatti col mancino fa così ma non la prende bene, riesce comunque a servire D'Amico, di prima si appoggia, lanza Clemente, bravissimo qui per Coleo, rischia tanto D'Amico, poi palla per Caruso, però sembrava effettivamente oltre. Qui grande palla da parte di Arcoleo che però se avesse probabilmente dato il pallone di prima
avrebbe trovato anche Caruso in posizione regolare, invece così non è stato, ha perso qualche tempo di gioco e il giocatore è poi andato in fuorigioco, anche complice la grande chiusura da parte della difesa, che è stata molto attenta a salire nel momento giusto. Messina spara alla porta, si gira, guarda Ruvolo che la controlla e palla di ritorno, commette fallo viola, va a chiedere scusa al suo avversario. Patti 5, si è rialzato Ruvolo. Palla restituita quindi al Cus, che può battere con Messina. Vicino a lui c'è Spata, ma lascia a Teresi. Barone sbaglia l'aggancio a seguire, poi Ruvolo lo aiuta, palla che rimane ancora lì. Barone per D'Amico che calcia col sinistro, Antona, anzi Martino allontana, poi con il tacco Tripoli, vuole il sinistro, lo trova, Tripoli calcia! La palla non termina fuori di molto, ma buonissima l'occasione ancora da parte di Nicolo Tripoli, che si era costruita benissimo con il tacco a rientrare, poi col sinistro. Palla fuori, ma ancora una volta occasionissima per il Cus. Teresi! Tripoli, alto, Tripoli! Ai punti probabilmente il Cus meriterebbe qualcosa in più, bisogna dirlo. Ben 3 le occasioni nitide di questa partita. Di Martino fa una finta prima di scaricare su Martino e adesso va lungo. Arcolo di testa, la controlla poi Teresi, scontro 2 volte, Caruso in mezzo a 2, non subisce fallo, si continua, Teresi alza ancora la sfera, cerca il taglio dei compagni, Antona buca l'intervento anche con Martino, non si capiscono bene i due, poi Barone alza ancora la palla, poi Martino ad anticipare anche Fiore, lo travolge, tanto Viola riparte col sinistro, grande la palla per Di Giovanni, che però forse non si aspettava che Randazzo potesse bucare questo intervento. Nel frattempo è rimasto giù Fiore, scontro con Martino, gioco fermo. Nel frattempo Viola con una vistosissima ferita all'altezza del ginocchio, tanto sangue per lui, ma è un gladiatore, lo conosciamo, non è questo a fargli paura. Difatti un po' d'acqua, mostriamo anche queste immagini, adesso si disseta anche un po' e poi tornerà come sempre a battagliare a centrocampo. Intanto Fiore non sembrerebbe stare benissimo, è stata una brutta botta in realtà lo scontro con Martino, che aveva cercato l'anticipo ma poi in realtà lo ha travolto praticamente. Tutto ok per Martino, un po' meno per Fiore, che forse è anche costretto a uscire, vediamo, almeno momentaneamente chiaramente. Dunque continua il riscaldamento invece Anania, che potrebbe fare il suo ingresso al posto di uno tra Di Giovanni o D'Amico, parlando chiaramente di ruolo per ruolo, però attenzione che potrebbe esserci un cambio diverso con magari l'uscita dal campo di Mattia Clemente e dunque 3 mezze punte, quasi senza avere un reale trequartista, ma 3 giocatori che si vanno anche un po' a intercambiare, anche per non dare chiaramente punti di riferimento. Vediamo cosa farà mister Clemente. Viola di prima, lanza D'Amico, fa sul sinistro, le finte 2 volte, poi rientra, lanza di prima, per cercare Arcoleo, c'è il taglio di Giovanni, chiude però un anticipo Agnello, ancora sempre molto attento il numero 5, si riparte con Messina. Guardi i compagni, palla lunga a cercare Ruvolo, l'anticipo di Antona, la controlla Ruvolo, ma molto ruvido invece Antona, poi le finte, destro sinistro, nasconde la palla, Ruvolo si complica un po' la vita. Poi scontro con Viola che va giù ma si continua. Teresi vuole l'imbucata dentro per Mormino, il palo. Però il gioco era fermo per posizione di fuorigioco. Occasionissima ancora per il Cus, ma che palla di Teresi. Antona va a lungo per Di Giovanni, buono quel controllo, poi il taglio alle spalle di Caruso, un po' troppo profonda. E qui se fosse stata leggermente più corta, probabilmente Caruso sarebbe arrivato anche sul pallone a tu per tu col portiere. Adesso si allungano un po' le squadre in realtà. Spata, il controllo di Barone non è felicissimo, poi il controllo su Clemente di prima, Caruso, Viola, guarda la porta, ci pensa un attimo, si appoggia, Di Giovanni, prova la conclusione, palla che viene deviata, poi Viola lotta a centrocampo e si scontra con Agnello e va giù. Poi Fiore prova l'imbucata in avanti, ma Viola è rimasto giù, si è agganciato con Agnello.
Gioco fermo, Viola si è rialzato però. Scontro con Agnello. Poi dice a Viola probabilmente di uscire un attimo perché deve curarsi, deve medicare, anzi, la sua ferita. Deve sciacquarsi un attimo Viola, che non può giocare con tutto questo sangue in vista. Intanto si continua dunque dalla zona difensiva del CUS. Poi Viola è pronto a rientrare in campo e rientra il numero 8. Va subito ad affiancarsi ad Arcoleo, che l'aveva preso posizione sostituendolo. Barone cambia gioco di testa. Fiore, una buona gara di Fiore, non è il suo ruolo e si vede, però comunque si sta facendo trovare pronto. Oggi l'assenza di La Rosa è un'assenza importante, un giocatore che sta veramente facendo una grandissima stagione, sempre tra i migliori in campo. Oggi la sua assenza si nota, si credeva potesse partire dal primo Tarantino, poi invece la scelta è caduta invece su Fiore, che ha cambiato il ruolo, e dunque ingresso invece per Luca Antona. Minuto 43 di gioco, intanto 0-0 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Una gara, al contrario dei primi minuti, molto vivace poi, con il CUS che ha avuto tante occasioni da gol. Si è salvata invece più volte l'Athletic, che ha avuto probabilmente come unica occasione in realtà quella sui piedi di Arcoleo, che però ha calciato in bocca praticamente a Chimento, che ha bloccato la palla in un tempo. Poi qualche calcio dato qui, sbaglia, retropassaggio, D'Amico si allunga forse un po' troppo la palla, salta il portiere, D'Amico ancora, calcio in porta, il palo! E questa è l'occasione più importante, D'Amico va giù con lo scontro con Chimento e poi si dispera da solo D'Amico. Sa che il suo errore è veramente un errore che può costare carissimo. Si rimane dunque sullo 0-0, ma che azione per D'Amico. Viene rincuorato adesso dalla panchina D'Amico, che ha fatto una grande giocata saltando pure il portiere, poi col destro non è stato lucidissimo, colpendo il palo. Mormino fa un buon lavoro, non vuole commettere fallo Arcoleo, la tocca per un istante, poi Barone ancora Arcoleo, scivolata perfetta del 4. Poi si continua, adesso i ritmi sono un po' più alti, con Lanza che vuole la giocata, Clemente la tocca, Teresi non è ottimo nel controllo, poi D'Amico per Caruso che prova di tacco a portarsela, non riesce, Viola allunga per Clemente, aggancio sublime, poi tacco elegantissimo di Clemente, l'appoggio sui compagni, palla che rimane ancora lì, Teresi. Mormino se la porta davanti, poi cerca il dribbling su Arcoleo e gli riesce. Allarga il gioco, trova Messina, c'è la sua posizione di Randazzo, salta invece Viola centralmente, poi l'imbucata centrale, Mormino di tacco ancora per Messina che può calciare, Messina guarda la porta, entra in zona di rigore, poi palla ancora dentro da parte di Ruvolo che si è spostato a sinistra, cross dentro, non perfetto, però fuori gioco. Siamo già arrivati quindi al minuto 45 di questa partita. Vediamo se ci sarà un recupero. Non ci sono state delle interruzioni ampie. Forse potrebbe esserci un minuto. Vediamo. Antona va lungo, ma va bene così. Vince quindi il primo tempo di questa sfida tra CUS Palermo e Athletic Club Palermo. Risultato di 0-0. Tante occasioni da gioco. Un bel spettacolo. Però intanto noi come sempre vi salutiamo e poi ci ritroviamo sempre qui sui canali di Sportisili per il secondo tempo in esclusiva. A dopo. Poi 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, e devo dire è lui l'artefice su scala nazionale, abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica,
che se c'è una forma di collaborazione, in qualche modo diciamo preventiva, tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva, è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, se uno dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione. Questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche essere delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, inutile che vado io a raccontarlo, perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere particolarmente disponibili a sostenere a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda è che credo che ci viene riconosciuto, molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. Di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo. No, perché quel ministro lì, devo essere sincero e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una concessione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo stadio comunale Liccauli di Piana degli Albanesi. Qui con me c'è come sempre Giuseppe Zito, oggi è ospite con noi Mario Vassallo, il telecronista ufficiale della Parmaval. Ciao Mario. Ciao, e benvenuto a Piana degli Albanesi per questa partita delicata per entrambe le squadre. C'è anche il lancio che forse è buono per Lucera,
scavalcato, attenzione Lucera, salta l'uomo, il destro a giro e la palla fuori. Ottima l'azione di Raimondo Lucera, ma bellissimo il lancio di almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, la mette giù di petto Colli, entra in aria. Ancora Colli, prova la botta di sinistra, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Saltano in diverso, occhio a questa pallone che rimane sui piedi di Lucera che entra in aria, la mette nel mezzo, occasionissima per Duro. Amaia, qui attenzione, C'è un intervento in aria, si scontrano due giocatori, l'arbitro lascia correre, occhio al contropiede della Parma con Rama che va in velocità, ancora Rama, prova la conclusione, debole, centrale. Caronia, pallone per Rama che allarga su Colli, profondità, la mette nel mezzo Colli, con la conclusione di Sani, calcio di rigore. Parte Elam Rui che piazza Belmonte e porta in vantaggio la Parma. Tutto questo al 28esimo del primo tempo. 4 uomini. Fischia Canichetti, parte serio, a giro sul primo palo, bravo a distendersi qui Tarantino, a deviare il pallone. Tanto ancora Lucera, palla per il serio, semi profondità per Lucera. Riesce a chiudere ancora la difesa del... Amaia il destro! Amaia! Poi sventaglia sulla destra a cercare Serio che fa viaggiare Giovenco, la mette nel mezzo Giovenco. Palo! E poi la palla rimane lì, incredibile! Mucchio, selvaggio nell'area della Parma, batte Serio, palla a campanile. Prova la forbice, intervento anche qui prodigioso da parte di Tarantino. Al limite dell'area, parte Serio, palla centrale qui, grande occasione. Cerca in velocità che passa su Rubino, lo salta, il destro e gol. È il gol di Elam Rui, contropiede micidiale di Sami Elam Rui che al 23esimo porta la Parma sul 2-0. Per Zappulla per Duro, controlla col destro il pallone Duro, poi di esterno prova a servire nel mezzo per Serio che prova a girare, ma conclude di esterno Segnisto, fuori. E in questo momento arriva il triplice fischio del signore Canichetti a Piana degli Albanesi. Parma batte San Giorgio Piana 2-0. Siamo tornati live intanto per commentare questo bellissimo secondo tempo della sfida che vede affrontarsi Cus Palermo e Athletic Club Palermo, dunque un derby cittadino per questa 13ª giornata del Campionato Juniores Under 19. Vediamo già Capitan Clemente in campo, a centrocampo dunque per battere. Non sembrerebbe esserci stati dei cambi. Anzi no, perché no, confermiamo dunque nessun cambio. Stavamo cercando Anania che si stava riscaldando durante il primo tempo, ma sta continuando la sua corsa e dunque ancora non è tempo di vederlo in campo. Intanto vi mostriamo come sempre il nostro scoreboard, poi come sempre invece vi ricordiamo che il cronometro partirà all'istante in cui ci sarà il primo tocco di gioco. Dunque altri 45 minuti ci separano dal verdetto finale di questa sfida emozionante tra Cus e Athletic. Nel frattempo si attende l'arrivo da parte del direttore di gara. Arriva adesso, vediamo. E sta entrando quasi dall'ingresso. Però ci sarà un cambio quindi per il Cus, perché entra Gazziano con la maglia numero 13. Vediamo chi uscirà. Forse Spata, che è vicinissimo effettivamente.
è anche già ammonito, quindi il cambio effettivamente avevamo anche detto durante il primo tempo che quel giallo poteva costare veramente tanto, e infatti mi sa che forse è arrivato anche il cambio perché è vicinissimo. E vediamo anche chi giocherà come centrale, se è Graziano stesso o magari Randazzo o Tripoli. Però Tripoli stava spingendo tanto bene su quella fascia, Randazzo un po' più difensivo, quindi vediamo effettivamente. Nel frattempo viene confermato quindi il cambio per le file del Cus Palermo, con l'uscita dal campo proprio di Spata, che non ha giocato una brutta partita, anzi tutt'altro, però la munizione sicuramente ha portato alla decisione del cambio, con Agnello che dunque avrà un nuovo compagno di reparto che è Graziano, che giocherà quindi come centrale di sinistra in questa linea 4 difensiva. Nel frattempo si riscalda anche Tarantino, Maietta, un po' tutti in realtà, Billeci. Del fischio da parte del direttore di gara, però c'è bisogno mancava un guardalini, mancava. E dunque adesso invece finalmente può iniziare anche il secondo tempo con il fischio e primo pallone per l'Athletic con il rilancio di Martino. Vediamo se la soluzione potrebbe arrivare anche dalla panchina, perché Tarantino si sta riscaldando, potrebbe entrare al posto di Fiore o al posto di Antona, chiaramente consentendo in questo caso a Fiore di andare a giocare come centrale, che poi alla fine è il suo ruolo, e Tarantino invece andrebbe a giocare come terzino sinistro. Vediamo se ci sarà questo cambio. Tanto Clemente cerca un controllo molto complicato, poi Viola la tocca Arcoleo, la tiene lì Arcoleo, sempre buon lavoro, poi D'Amico apre e adesso Arcoleo la controlla, rientra sempre Arcoleo, cerca il traversone sul sinistro per Di Giovanni, però gioco fermo perché offside. Teresi cerca centrale, trova D'Amico, buono qui il suo lavoro, l'inserimento di Barone, la controlla molto bene, poi cambia gioco dalle parti di Messina che insegue la sfera, viene inseguito poi da Di Giovanni che raddoppia con Fiore, riesce comunque a crossare, c'era l'inserimento di Mormino che non era male, Lanza però chiude bene, ma era forse anche un po' in ritardo in realtà. Poi rimessa con Lanza che diciamo che ha ottenuto un po' di metri in più. Rimessa con le mani, dunque cambio. Poi la conclusione tentata da D'Amico non è perfetto nella sua precisione, però era anche un po' complicato riuscire ad impattarla bene. Ma forse provare, possiamo immaginare magari un tiro con l'esterno, forse a dare quel tipo di taglio al pallone, ma comunque molto complicato. Di Martino, anzi lascia a Martino che va lunghissimo a cercare la testa di Caruso, salta, la controlla poi Clemente per un istante, Teresi apre dalle parti di Barone che lotta con Arcoleo, poi lo aiuta invece in buon break Lanza, Clemente libera sempre Arcoleo che si sta spingendo un po' di più in realtà in questo secondo tempo rispetto alla prima frazione. Forse anche questo un po' è mancato in realtà, l'inserimento da parte dei centrocampisti, perché sia lui che Viola sono abituati sempre a fare da schermo, anche perché comunque il modulo è il 4-2-3-1, di conseguenza i centrocampisti non è tanto richiesto l'inserimento, ma piuttosto di dare appoggi e anche non sbagliare il posizionamento per non concedere azioni offensive agli avversari. Però forse un attacco in più potrebbe fare comodo all'Atletico, intanto contropiede con lo scatto dalle parti di Messina, poi chiude tutto Di Giovanni e poi palla su Di Martino che va lunghissimo. Di Giovanni prova a controllarla, inseguito da Messina. Cussè
qui che ha sbagliato veramente il contropiede, perché c'era la volata da parte di Ruvolo che l'aveva anche portata molto bene, con Viola che ha rischiato anche il cartellino giallo, però poi Festa nel momento più importante, quello decisivo, ha sbagliato il passaggio. Antona fa a lungo, di testa Caruso, palla che si impenna, Tere si allontana, poi controllo con il petto, 2 volte tentato da Mormino che riesce anche a trovare il posto, poi scivolata di Viola senza badare allo stile, poi Di Giovanni apre per il controllo a seguire la partita, D'Amico con il rigore, D'Amico ancora D'Amico con il destro e Agnello chiude, ed è cartellino giallo per Clemente. Cartellino giallo per Clemente, non abbiamo capito il motivo adesso. Forse per proteste, possiamo immaginare, ma non siamo sicurissimi. Dunque, cartellino giallo per il capitano dell'Athletic, che adesso andrà a battere anche il calcio d'angolo, quindi occasionissima per l'Athletic, ma un super Agnello ha deciso di mettere lì la gamba e fermare tutto, risultato sempre di 0-0. Clemente alza le braccia, cross in mezzo a cercare le torri di testa Martino, palla che si impenna, ma la trova Chimento che va subito lungo a cercare la velocità di Mormino che la controlla bene sulla pressione di Lanza, vuole girarsi Mormino col sinistro, Viola in anticipo, perfetto qui nel suo contrasto, poi Lanza ancora Viola, può aprire invece di tornare dietro da Antona, Fiore, c'è il largo di Giovanni, le finte di Fiore che vuole invece il destro. Adesso apre dalle parti del compagno di prima, c'è l'inserimento di Viola, Agnello invece mette una pezza, rimessa laterale, però sta crescendo l'Atletico. Fiore lungo per Viola che sbaglia il passaggio a seguire, poi conclusione di Giovanni. Scontro con Randazzo, tutto ok però. Poi Lanza in chiusura sulla pressione di Mormino, di testa Clemente per Caruso che forse in posizione di irregolare, ma invece si continua. Caruso in tiro di rigore, poi il dribbling, Agnello la tiene per Di Giovanni che può calciare, Di Giovanni! E qui si è divorato il gol, ma bisogna guardare probabilmente la posizione di partenza di Caruso che sembrava da qui oltre. Via forse qualche cartellino giallo, ed è giallo infatti per Randazzo. È il secondo fuori gioco. Che ammonisci sempre per protesta, però dai. Sono 4 gialli. Non ho protestato. Non ho protestato. Arriva anche il giallo per il tecnico. Ammonisci sempre per protesta. Non è una protesta. Ammonisci sempre per protesta, non è protesta. Non è protesta la mia. La mia non è protesta. Non mi tenere. Non era una protesta. Ho detto ammonisci sempre per protesta. E qui Non è una protesta. direttore di gara molto arrabbiato. Adesso basta. Non è una protesta. Non sto protestando. Sono arrivati dunque 5 cartellini gialli, 4 per giocatori, 1 per il tecnico del CUS, tutti per proteste, dunque nessun intervento irregolare per falli di gioco, ma soltanto per proteste. Un arbitraggio, diciamo, non all'inglese. La protesta del CUS era per un fuorigioco non dato. Caruso infatti pensava di essere in fuorigioco, ha perso diversi tempi di gioco, poi ha capito invece di essere in posizione regolare e da lì ha servito il compagno, però ripeto nuovamente bisogna riguardare la posizione di partenza perché non siamo sicurissimi in realtà, sembrava così che fosse partito in posizione irregolare da qui. Si continua con D'Amico, intanto si accendono le luci qui al campo delle Misilmeri. Di Giovanni chiude in ripiegamento, poi allunga per Caruso, questa volta è regolare, Caruso non la controlla, poi arriva di testa Gaziano, poi Caruso non ne guarda più la palla, qui provvidenziale il neoentrato, poi dribbling rischioso ma ben fatto di Chimento, palla lunga, la controlla con il tacco, va giù, poi questo scontro con Fiore, fallo
sul Ruvolo, calcio di punizione. Sarà quindi calcio di punizione con D'Amico sul punto di battuta, vediamo come andrà. Guadagna anche un po' di spazio. In barriera vediamo Viola e Di Giovanni. Va col sinistro sul secondo palo, si stacca poi Cazziano, ma non arriva ad impattare. C'era anche Ruvolo pronto a colpire di testa, ma si salva l'Athletic. Antona va a lungo, nel frattempo è pronto ad entrare in Maietta, poi Clemente alza la sfera, la prende forse un po' male perché la svirgola, riesce comunque ad arrivarci D'Amico che spinge un po' Tripoli, che però è in vantaggio. Tripoli ancora, D'Amico lotta sul fondo, riesce a recuperare il pallone, salta l'uomo, va sul sinistro, adesso cambia gioco dalle parti di Giovanni, buona l'aggancia a seguire Di Giovanni, poi si allunga un po' troppo il pallone, ma serve Fiore, può avanzare, cerca centralmente il compagno, trova però soltanto Agnello. L'anticipo di Antona, puntualissimo. Viola 2 volte si mette davanti. Viola, che giocata di Viola! Subisce il fallo, si guadagna anche il calcio di punizione, ma nel frattempo dentro Maietta. Questo è il cambio. Forse per l'Ansa, l'avevamo effettivamente anche un po' annunciato nel corso del primo tempo perché era già ammonito il numero 2. Arbitro, anche io cambio. Però arriva anche un cambio per il Cus con Barone che dovrebbe lasciare il campo. Andri, fammi la mezza. Baro. Randazzo. Fascia capitano che va quindi a Randazzo. Quindi dentro Maietta fuori Lanza. Questo è il cambio per l'Athletic. Invece per il Cus abbiamo l'inserimento di Filippo Moncada al posto di Barone, quindi fascia capitano che va invece sul braccio di Randazzo. Adesso Moncada andrà a giocare lì davanti probabilmente con Mormino che invece gioca a centrocampo, quindi un cambio offensivo per il Cus che crede in questa vittoria. Effettivamente per la partita che sta facendo è anche lecito aspettarselo. È stata al momento una grande partita per il Cus che ai punti probabilmente meriterebbe qualcosa in più, però ci sono state anche 2 occasioni nitide per l'Athletic. Intanto Arcoleo va al centro, andrà di rigore, salta, poi Chimento, palla che rimane sempre lì, D'Amico col sinistro, forse un tocco con il braccio ma si continua, poi prova a infilarsi da solo, anche con tanta difficoltà Caruso, ma è contropiede per il Cus Palermo che riparte a 1000 con la giocata solitaria del neoentrato Moncada, poi lascia lì il pallone al compagno che va sul fondo, palla ancora dentro, poi rimane lì con Arcoleo, la vuole controllare, va giù invece D'Amico, si continua, poi conclusione da fuori, prende in pieno Arcoleo, anzi in pieno D'Amico, e poi palla fuori gioco dunque. Diciamo palla fuori, ma in realtà non è andata fuori, è stata ribattuta. Qui buona azione del Cus ancora una volta con la velocità delle fasce. Randazzo, ha detto lui il capitano adesso, poi prova a rientrare Messina, Viola però non è dello stesso avviso. E infatti Viola dice qualcosa al compagno, dice di aiutarlo. Messina, salta anche Arcoleo, poi vuole il taglio dentro, si stava inserendo sia Moncada ma anche Ruvolo. Di Martino invece va lungo e trova però la testa di Tripoli, poi Arcoleo va giù, scontro con l'avversario. Sì, uguale, andrà a mezzala però. Fallo di D'Amico, intanto nuovo cambio perché finisce la gara di Di Giovanni, inizia invece quella di Ismaele Anania, lui che l'ha decisa nella gara di andata, ricordiamo. Nel frattempo si deve lasciare le scarpe anche Chimento, 58 nel frattempo. Gara ferma sullo 0-0, ma ha avuto veramente tante occasioni sia da una parte che dall'altra.
Adesso tutto ok per il portiere. Sarà quindi un calcio di punizione. Va lungo Antona a cercare l'inserimento del neoentrato Anania. Quindi a girare sull'alto di sinistra, non cambia nulla dal punto di vista tattico. Al posto di Di Giovanni, che ha avuto veramente una occasione colossale in precedenza. In realtà anche D'Amico, entrambi gli esterni. Poi cerca la magia viola con l'esterno ma non riesce. Teresi, la velocità poi di Moncada che è più veloce. Poi verso la porta Moncada, può calciare Moncada! E cerca il primo palo, non il secondo. Può essere divorato il neoentrato che ha staccato sulla velocità Martino. Qui forse se avesse cercato il palo più lontano probabilmente avrebbe avuto anche più chance per segnare. Poi Caruso di testa, D'Amico vuole passare centralmente, palla che si impenna, favorisce Anania che la controlla lì per Clemente che guarda i compagni, è esterno, prova l'imbucata ma non gli riesce, poi Fiore con il petto, apre con il destro, Anania la controlla anche bene, però gioco fermo. Sarà calcio di punizione quindi per il Cus che batte rapidamente con Randazzo e Messina, sempre Randazzo che alza la palla, poi viola in anticipo, la tocca non in maniera pulita ma riesce comunque a servire Fiore, poi lancio per probabilmente Caruso che però è rimasto fermo, poi predica calma mister Clemente. Di testa Maietta, uno dei suoi primissimi palloni toccati, poi Tripoli in anticipo fa una buona giocata, prova a girarsi il neoentrato Moncada, poi Martino, palla lunga, Clemente la tocca, la sporca per lo scatto ancora di Caruso, poi Agnello, tocca invece Randazzo con la spalla e favorisce Messina, poi lo insegue Viola ma non affonda il tackle, poi si ferma anche Messina, vuole un appoggio dei compagni, arriva adesso Randazzo, poi Viola in anticipo, scivolata, e si continua perché la palla non è uscita fuori, dunque doppio passo, palla ancora dentro per Messina, è lontana Fiore, ma che rischio per l'Athletic, poi la palla che arriva lì con Teresi che si appoggia sul compagno, Mormino, ancora Teresi, cerca il rilancio, la pressione dell'altro numero 4, Arcoleo, adesso Teresi invece ha la meglio, 2 volte, corre in pallo pure, poi va giù, si continua, calcio di punizione. Minuto 61 di gioco, mancano 29 minuti alla fine della partita. Il risultato è ancora di 0-0 ed è aperto praticamente a tutto. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio perché si stanno riscaldando un po' tutti sulla panchina dell'Athletic. Meno invece per il Cus. Sul punto di battuta vediamo Mormino che potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante. Ruvolo invece dentro la di rigore, così come Messina, Agnello, Teresi e Moncada. Rimane fuori invece D'Amico. Invece largo Tripoli. Va a Mormino, la conclusione da fuori, non calciata bene da parte del numero 9 che però rimane comunque tra i migliori in campo. Intanto è pronto un altro cambio per il Cus che dopo Moncada e Graziano farà anche il proprio terzo ingresso, fuori D'Amico, se non abbiamo visto male, dovrebbe invece entrare con la maglia numero 19 Antonino Caminita. Dunque cambio per il Cus con Caminita che fa il suo ingresso al posto di D'Amico, gara un po' in ombra in realtà, forse per il 10 che ci si aspettava forse qualcosina in più, non è arrivata, forse il meno vivace di quelli lì davanti, ma anche in merito però dei compagni che hanno un po' messo in ombra, perché una partita comunque positiva da parte sia di Mormino che di Ruvolo. Palla lunga a cercare Anania di testa, poi Randazzo la lascia lì dalle parti di Messina che vince il mismatch per un primo momento con Viola che poi si mette però come sempre con il baricentro bassa e passa, quasi da calcio a 5. Poi Clemente contro 2 maglie, non la passa, lo fa adesso, apre dalle parti di Maietta che può arrivarci sul destro e anche in velocità, la controlla, poi finta, vuole la velocità sul dribbling, ma poi chiude invece Graziano che anche lui è entrato alla panchina, subentrato bene.
Sarà rimessa con le mani, va lungo Maietta, la porta lontano invece Teresi, che non è precisissimo, riesce comunque a servire il compagno. Poi Tripoli prova un aggancio molto difficile e per poco non riesce anche a portarsi la palla sul mancino, però fuori. Maietta aspetta la pressione dei Mormino, poi va lungo per Clemente, pescato però, pizzicato in posizione di offside. Dunque ancora una volta gioco fermo, si sta giocando un po' meno in realtà in questo secondo tempo rispetto al primo. Minuto 64. Va lungo Gaziano con il sinistro, poi Martino di testa, la controlla Nania con il petto, lascia per Caruso, può aprire dalle parti del compagno, poi chiude ancora Gaziano, palla che rimane sempre lì e viene liberata poi da Tripoli. Spalla la porta Mormino, la pressione ottima di Arcoleo. Adesso Caruso che fa primo il dribbling, si appoggia, Viola. Arcoleo la controlla con il tacco, viene anche prestato con due maglie e poi mette tutti d'accordo invece Samuele Martino che apre dalle parti di Maietta, si appoggia. Clemente, sempre su Maietta, è scivolato di Gaziano, che è perfetto al momento. Rimasto anche giù Maietta. Poi forse viene chiamato anche l'intervento dello staff medico, infatti è così, con Maietta che ha avuto la peggio in questa scivolata molto dura, decisa, ma comunque sul pallone di Gaziano. Ci auguriamo che sia tutto ok, chiaramente per il 14, è entrato anche qualche minuto fa. Non è che la mia non la protesta, lui non mi può ammonire, perché io dico non è una protesta. E ancora giù. Nel frattempo continuano a riscaldarsi diversi uomini della panchina dell'Athletic. Vediamo chi potrà entrare dalla panchina, chi mister Clemente pescherà per cercare di risolvere questa gara, che al momento sembra veramente bloccatissima, in una fase di stallo. Veramente una partita molto vivace, tante occasioni sia da una parte che dall'altra, con il Cus che è andato vicino più volte, però al vantaggio. Nel frattempo dovrebbe entrare Tarantino, infatti fa il suo ingresso il numero 3, al posto forse di Maietta, perché adesso Fiore e Antonio giocando come centrali, Martino invece si allarga sulla destra e quindi a sinistra vediamo Tarantino. Quindi lascia il campo Maietta, dove essere subentrato. Martino vuole il rimpallo, però non lo favorisce. Clemente infatti si arrabbia, il mister voleva un cross in mezzo che però non è arrivato, invece ha cercato piuttosto un dribbling di troppo qui Martino. Poi sbaglia invece anche Mormino, anzi Moncada, chiedo scusa. Caruso, palla che si impenna di testa, Randazzo che stacca benissimo, poi Mormino che vuole il taglio dei compagni ma trova Antona ancora puntuale che però sbaglia anche lui il passaggio, quindi regala nuovamente l'occasione al Cus e adesso invece probabilmente la difende, va anche giù in contatto con Moncada, ma tutto ok. Fiore, Antona va a lungo di testa, ancora Gaziano, poi la controlla Viola per un istante, è ancora contropiede per il Cus, palla in mezzo per favorire poi l'inserimento di Ruvolo e Tarantino insieme a Fiore riescono a sventare l'occasione, ma che rischio ancora, Messina Tarantino. Era buono qui il taglio alle spalle da parte di Mattia Ruvolo, poi è stato fermato Randazzo, Messina vuole ancora il traversone in mezzo e poi se l'è divorato qui Caminita, dormita colossale dell'Athletic e qui Grazia, non soltanto il portiere ma tutta la squadra.
Antona va a lungo, ennesimo lancio della sua partita. Adesso è lui che imposta, solitamente lo fa Martino, ma cambiando di posizione da centrale a terzino, adesso il ruolo è suo, di centrale che imposta. Martino con le mani va incontro Caruso, poi Viola cerca di rimettere la palla in mezzo, Randazzo ha tagliato molto bene il campo, infatti serve i compagni, poi Tarantino cerca il tackle ma non riesce, prende la velocità, poi si ferma, sterzata col tacco per Messina 2 volte, anche su Arcoleo. Poi c'è Anania, lui lo vede, infatti torna da Teresi. Poi la controlla Tripoli, palla centrale imbucata, la controlla Caminita che vuole fare tutto solo 3 volte. Caminita, scivolata di Antona, deciso ma sul pallone, e si riparte con Arcoleo. C'è largo D'Amico, lui vuole centrale, invece Caruso la controlla con la testa. Caruso è largo, rientra Caruso, ancora scivolata di Gaziano, e qui è rischiato veramente tanto Gaziano, perché in scivolata ha fatto un intervento magistrale, però rischiando tanto. Tarantino in mezzo a 2, subisce forse fallo, e infatti è così. Dunque un rischio incredibile di Gaziano, che però ha fatto una scivolata impressionante, rischiando tanto, però questo bisogna dirlo, però ben fatto. Arcoleo sul pallone, sembrava però decisamente più in basso la punizione. Intanto ancora una volta scarpe da allacciare per portiere Chimento. Arcoleo, uno schema, c'è molto largo Tarantino, la riceve adesso, poi crossa sul primo palo, Anani la tocca, e poi sulla linea viene salvata, palla ancora in mezzo, e la controlla, la blocca soprattutto il portiere, e si parte subito con Caminita. La tiene in campo Caminita, che può puntare la difesa, c'è Fiore, ma c'è anche Viola che raddoppia, l'inserimento invece alle spalle da parte di Mormino, lui invece va al centro per Ruvolo, ma chiude in anticipo Di Martino. Ma che azione per l'Atletico, che rischio invece per il Cus. Arcoleo taglia bene il campo in mezzo a 3, Arcoleo allarga male, però subisce prima un fallo, dunque calcio di punizione. Anania è stato fermato all'ultimo, con la punta è riuscito a calciare in porta e trovare anche la rete, ma non aveva fatto i conti con l'intervento della difesa, che ha salvato tutto al minuto 70 di gioco, e adesso siamo al 71esimo. Le spalle, caro! Mancano 19 minuti alla fine della partita, poi chiaramente un cospicuo recupero ci immaginiamo, non ci sono state molte interruzioni, però qualcosa da recuperare ci sarà. Fiore non ne bada allo stile, va lungo a cercare Caruso, però ancora una volta pizzicato in fuorigioco con il direttore di gara che alza il braccio e indica il fuorigioco. Palla lunga, poi Antona cercherà ancora Caruso, però come sempre in anticipo Chimento, che va lunghissimo a cercare le torri lì davanti, la controlla Caminita solo per un istante, poi Arcoleo giganteggia a centrocampo, il rilancio alle spalle per D'Amico, che stava scattando ma non è arrivato sul pallone. Testo Tripoli, palla centrale, Caminita la controlla, poi scivola ancora Arcoleo, lo spinge invece in maniera regolare, poi Teresi, Tarantino chiude col sinistro. Adesso squadre che sono veramente lunghissime, Clemente la controlla lì, poi la magia per Anania che viene lanciato in porta, Anania la controlla sul sinistro, può calciare, Anania calcia, respinge, poi benissimo Chimento, ma ancora una volta grande occasione per l'Athletic, grande palla di Clemente, poi conclusione mancina di Anania. Centrale, Clemente calcia di prima intenzione, la prende un po' troppo morbida, non taglia il piede, e palla che termina fuori, ma adesso si sta accendendo anche il 10. Andri! Sto dicendo io che qua abbiamo lo spazio. Calma, c'è spazio! Nel frattempo sta cercando di giganteggiare a centrocampo e ci sta anche riuscendo qui Rosario Arcoleo, che tanto è mancato nella scorsa partita, nonostante Corsino, che ha preso il suo posto, gestente, sia stato molto molto bravo con la partita. Però Arcoleo è un giocatore fondamentale. Martino, D'Amico esce bene dalla pressione, poi sbaglia il tocco, ma c'è comunque
a ritrovare il possesso. Adesso Clemente che guarda la porta, ci pensa un attimo, appoggia con la punta per Martino che crossa in mezzo, male. Clemente la controlla come può, poi col tacco per una giocata molto complicata e spreca anche il possesso. Sarà quindi rimessa con le mani con Tripoli. Teresi mette un po' in difficoltà Gaziano, palla ancora dietro, Caruso può arrivarci, Agnello mette una pezza e non concede nemmeno il calcio d'angolo. Buona chiusura ancora del centrale. Tripoli con il sinistro, vuole centrale Mormino, la aggancia per un secondo, poi Fiore, però gioco fermo, calcio di punizione. Probabilmente l'ha controllata con il braccio Mormino. Arcoleo alza per Anania che la controlla anche molto bene, però fuori gioco ancora una volta. Il dribbling di Messina, poi Arcoleo ancora una volta. Va anche giù il 4, ma che partita di Arcoleo. Probabilmente il migliore dei suoi. Clemente col tacco. Anani è entrato anche lui bene in partita, poi cerca il passaggio su Caruso che si gira, Caruso ancora sul destro, a calciare, Caruso! Controlla magnificamente, apre il piattone e fa 0-1, la sblocca l'Athletic, palla di Anania, Caruso in buca d'angolo. Vantaggio dei bianchi. L'esultanza poi con l'esultanza da parte dell'Athletic Club con questo risultato di 0-1, minuto 75 di gioco. C'è tutto il tempo ancora per il Custe, però l'Athletic Club non può sprecare questo vantaggio. Un gol meraviglioso di Caruso, che non è la prima volta però che fa questi gol. Ma grande palla anche di Anania che ha un po' rischiato la giocata e l'ha fatto benissimo. Calma, facciamoli uscire. Calma. Randazzo. Ormi. Precisi, dai, vieni avanti, portiamela avanti. Dai, Leo. Gaziano, centrale dalle parti di Moncada che la controlla, adesso allarga su Teresi che è vicino a lui, alza la testa. Randazzo vuole il taglio, poi spreca il pallone con il rilancio di Fiore. Sicuramente più a suo agio in ruolo di centrale di difesa Fiore. Ma tocca poi Clemente. Anania, autore dell'assist, prova a tagliare ancora il campo con Caruso che va incontro, la sterzata con il tacco, magia ancora di Caruso che va in mezzo a due, Caruso con la punta, cerca il tocco sul D'Amico, era una buona palla ma viene fermato dalla difesa, si riparte dunque in contropiede. Messina poi cerca il cross in mezzo, troppo profondo, Moncada stava arrivando ma c'era anche Martino a chiudere. Nel frattempo sta per entrare Billeci. Questo è il cambio. Andiamo al posto di chi? Palla lunga. D'Amico sguscia via con Tripoli che è l'ultimo a toccare. Sarà dunque rimessa laterale. Sarà quindi rimessa con le mani per Martino. Andrà probabilmente corto, appoggiandosi sui compagni. Poi la pressione ancora e la scivolata di Gaziano invece provvidenziale come sempre. Clemente intercetta, Caruso può girarsi, apre su Anania, vuole forse concedere l'assist dopo il passaggio invece del 17 per il 9. Però sbaglia tutto, poi Teresi, ancora Anania che va giù con Gaziano, brutto fallo questa volta. Va giù, infatti Anania. Nel frattempo fuori Clemente, dentro Billeci. Questo è il cambio chiamato dal tecnico. Vediamo se giocherà più vicino ancora a Caruso o invece proprio come seconda punta. Adesso la fascia, anzi no, perché va direttamente come mezzala, quindi Arcoleo giocherà come vertice basso, poi a destra Viola, a sinistra Billeci. Questo quindi il cambio di modulo corretto, perché comunque c'è stato di 0-1 da 4-2-3-1 a 4-3-3, modulo più difensivo, ma che servirà probabilmente anche la corsa del nuovo entrato.
Tanto fuori Clemente, quindi dentro Billeci. La carica da parte del capitano che gasa il suo compagno nel momento dell'ingresso, bel gesto da parte di Clemente, che ha detto al compagno di giocare con la testa. Sarà quindi calcio di punizione con D'Amico sul punto di battuta, potrebbe sicuramente cercare la porta col mancino, vediamo. Va D'Amico che salta anche la barriera, ma direttamente dalle braccia di Chimento che libera per Messina lo spazio per controllare il numero 7. Buono qui il tacco sulla pressione di Anania. Esce dalla pressione D'Amico. Poi Messina di prima, Ruvolo, però ha preso anche una botta probabilmente. Messina cambia gioco per Tripoli. Adesso il controllo di Mormione. Poi Caruso come sempre corre tanto su quella fascia e poi cerca un appoggio. Passaggio tentato ma non riuscito da Caruso. Sarà quindi rimessa con le mani. Vediamo Martino sul punto di battuta, si avvicina Arcoleo, però si avvicina anche D'Amico, infatti sceglie la soluzione mancina di D'Amico. Martino, Caruso vuole girarsi, spalla alla porta, ma sempre un grande lavoro, viene raddoppiato, subisce anche fallo, calcio di punizione, minuto 80 di gioco. E calcio di punizione con Arcoleo che sta sistemando la barriera, la palla chiaramente, la barriera viene sistemata invece da Chimento. Al momento vediamo Mormino e Moncada in barriera, sono soltanto due, vediamo se ci sarà un terzo o magari basteranno. Sul punto di battuta invece c'è Arcoleo e quindi ipotizziamo un cross dentro. Arcoleo cerca il secondo palo, lo cerca però male, perché palla termina direttamente fuori con Chimento che la recupera adesso. Randazzo, Teresi sbaglia il passaggio, poi Randazzo sfidato da Anania, non lo vuole fare passare due volte, poi Anania in mezzo a due non riesce, Billeci invece la tiene in campo e Randazzo invece mette invece una pezza, con Netantino che invece si accontenta della rimessa laterale. Qui era un buon lavoro però da parte di Randazzo che era riuscito a tenerla in campo. Tarantino con le mani, chiede se va bene battere lì. Il controllo di Caruso come sempre monumentale questo giocatore. Caruso, poi Billeci con l'esterno di prima Anania, Caruso ancora potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi allarga. Ecco Viola, preciso trovando Anania di testa, però fallo in attacco, fallo di Anania. Un po' fiscale forse qui il diritto di gara. Messina rientra come sempre in maniera precisissima, adesso Teresi, scivolata di Billeci, si scontrano i due, ma si continua per il diritto di gara, poi Anania va giù, lo scontro con Teresi, non c'è cartellino, il gioco non era stato fermato, con Billeci che ha accusato una brutta botta. Non ti muovere più, a supporto. Arcoleo sul punto di battuta, vicino a lui anche Antona, Viola invece si discosta, Tarantino si inserisce invece sulla fascia sinistra, mentre invece Fiore rimane come ultimo uomo con Martino chiaramente e sempre Antona come uomini più difensivi di questa squadra. Minuto 82 di gioco, mancano 8 minuti per il recupero, vediamo quanto sarà il minutaggio richiesto dal direttore di gara. Arcoleo allunga il pallone, sbaglia però il suo lancio, poi favorisce Moncada che la controlla con Martino, scivolata ancora del difensore e palla in rimessa, continua a crederci però il Cus. Tripoli con le mani cerca i compagni, trova il petto di Caminita che la controlla bene in un primo istante, poi lotta con D'Amico e l'ultimo tocco è proprio di Caminita, sarà quindi rimessa con le mani per l'Atletic che rimane in fase difensiva, ha avuto 83 di gioco. Arcoleo
va direttamente da Di Martino, che non bada allo stile, allontana questa palla di testa. Non ci arriva Ruvolo, ci arriva invece Tarantino, poi randazzo di testa, la schiaccia Messina, vuole il taglio di compagni, poi Fiore in anticipo, lotta con Caminita, uno scontro tra i due, viene vinto dall'attaccante del Cus, poi palla ancora dentro e Fiore, anzi Tarantino mette in calcio d'angolo, ma continua a attaccare il Cus e continua a crederci. È una buona gara però quella del Cus. Marca! Sarà calcio d'angolo, quindi con Morvino che batterà probabilmente lungo con il destro a uscire, palla dentro, allontana di testa invece Caruso, sempre molto utile. Adesso Anania è in vantaggio, viene un po' spinto da dietro, non è per il dietro di gara, sembrava potesse esserci un fallo in realtà qui da Gaziano. Sto continua, palla regalata ancora all'Atletic con D'Amico che vuole il suo sinistro, lo trova, c'è l'inserimento di Billecic e anche Caruso e Anania sulla fascia, lui però serve adesso, prendo forse qualche tempo di gioco Caruso, adesso Billecic, cross dentro col sinistro, Gaziano la controlla, allontana la sfera, ma azione sprecata qui per l'Atletic. Arcoleo fa un grande lavoro a centrocampo, Arcoleo si mette in propria calcia, fuori. Adesso mancano 5 minuti, non manca molto. L'Atletic può andare a ottenere questa vittoria importantissima in trasferta in un campo difficile. Cus che in casa dei 14 punti totalizzati, ben 9 sono arrivati proprio su questo campo. Caruso il taglio per Anania che parte alle spalle, la controlla poi con la spalletta. Invece forse prende anche un calcio dal randazzo, ma si continua, poi la magia ancora di Anania, forse anche un tunnel. Anania entra da rigore, poi scarica sul compagno, poi D'Amico col mancino, primo palo cercato, non trovato. Nel tempo sta a diventare anche Claudio Alaimo per questi ultimi minuti di gioco, vediamo al posto di chi, forse per Viola. Intanto Antona va giù, travolto da Caminita, calcio di punizione e probabilmente c'è anche spazio per Alaimo. Ma non è l'unico ad entrare, perché per il Cus dovrebbe entrare Carrozza. Adesso vediamo chi esce. Esce D'Amico, dunque, non Viola. Entra Claudio Alaimo per questi ultimi minuti di gioco. La sua fisicità probabilmente aiuterà per qualche pallone aereo, magari nel finale ci immaginiamo un assedio del Cus. Intanto calcio di punizione. Andri, dai tutto che c'è il cambio, dai tutto Andri. Poi forse ci sarà anche un cambio per il Cus, però al momento congelato. Va Antona a lungo che cerca la sventagliata in avanti per Anania che la controlla, però viene anticipato in realtà dalla buona gara comunque di Ruvolo, meglio nel primo piuttosto che nel secondo tempo, ma forse anche perché l'Atletic in realtà nel secondo tempo sta giocando anche meglio rispetto al primo, dove c'era un dominio praticamente quasi totale del Cus. Tarantino 1-2 con Billeci, sempre Tarantino, dialogano ancora i due, poi cerca la scucchiaiata Anania, la contra la rovesciata di Anania, che per poco non fa una magia il 17 che quando vede il Cus diventa un giocatore incredibile. Intanto arriva anche il cambio con Mormino che lascia il terreno di gioco, entra invece Carrozza con la maglia numero 15, buona gara delle 9. Anche lui meglio nel primo piuttosto che nel secondo tempo, ma complice il fatto che l'Atletic nel primo tempo non era molto in partita, nel secondo invece decisamente è tornata a giocare ai livelli che tutti noi conosciamo. Messina, Agnello, era molto solida per il centrale. Gaziano vuole centralmente i compagni, Caminita accorcia la sua posizione, poi in mezzo a due vuole il dribbling, lo trova, ma Fiore decide di allontanare il più lontano che può e si torna da Chimento.
Ruvolo. Poi Randazzo viene chiamato dai compagni, viene fermato invece da Billeci. Poi Viola non tocca il pallone, la tocca invece con un buon passaggio a Laimo. Caruso viene fermato ma viene allontana la palla. Però giocherà comunque fermo per un calcio di punizione ed è giallo anche per Randazzo. Anche lui probabilmente per protesta. Minuto 88 e 30 secondi, mancano 1 minuto e mezzo più eventuale recupero. Non ci sono state delle interruzioni gigantesche, tutto nella norma. Poi i cambi, possiamo ipotizzare forse 4 minuti di recupero, 3 minuti di recupero, tra 3-4 minuti probabilmente. Vale, sulla protesta esce sempre il cartellino, che protesti, Vale. E calcio di punizione, intanto guadagna tempo l'Athletic con esperienza, anche un pizzico di malizia chiaramente, ma il tempo è dalla parte dell'Athletic perché manca 1 minuto e poi eventuale recupero. Arcoleo sul punto di battuta, batterà lui questo calcio di punizione, poi sono 4 minuti di recupero, dunque abbiamo indovinato anche il recupero. Arcoleo allunga per Anania, la controlla di testa per un istante Ruvolo, poi si autolancia Billeci, che chiede forse un po' troppo, poteva anche tenerla vicino alla bandierina ma così non è, perché l'andazzo va direttamente fuori, addirittura anche fuori dal campo. E quindi adesso partono questi 4 minuti di recupero, perché siamo al minuto 90, Tarantino non ha fretta di battere chiaramente. Tarantino di testa, poi la controlla, almeno prova a controllarla in realtà Alaimo, non precisissimo in realtà. Tripoli, buona gara per il terzino, meglio nel primo piuttosto che nel secondo. Poi rientra, scivola Alaimo, si continua ancora con il pallone sull'alto di sinistra, viene controllato da Moncada che vuole rientrare, lo fa adesso, crossa dentro, palla che si impenna, Caminita la controlla, poi si impenna con Ruvolo che la allunga sui compagni, adesso Messina la tiene sul destro, scivolata di Anania, molto decisa ma anche sul pallone, poi allontana il pallone, Anania invece la butta fuori anche con sportività. Sa di avere commesso un intervento molto al limite, anche piuttosto deciso sul pallone, però inevitabilmente poi prende anche l'uomo lì. Messina non è d'accordissimo con la scelta da parte del direttore di gara di sanzionare questo intervento come regolare, chiedeva c'è una sanzione. Mancano 3 minuti di gioco, palla che viene restituita sportivamente dal Cus, poi Di Martino la prende con le mani. Poi Camita si mette davanti e Antona lo manda invece lontano. Teresi di testa, la controlla non benissimo, poi Alaimo era in vantaggio forse sul pallone ma non riesce a controllarlo. Si torna dunque dietro per il Cus con Gaziano che alza la testa, rilancio Mancino di testa, poi trova Arcoleo. Messina che può ancora puntare l'uomo, poi cross dentro, cercare le torri in mezzo, Martino la tocca, la allunga, poi Caminita rovesciata, fallo in attacco. Ha provato una magia assoluta Caminita, però c'è ancora spazio per un altro cambio. Dentro Mineo, adesso vediamo a posto di chi, si passa a 3. Siamo a 3 ore. Dunque inizia la partita anche di Mineo fuori Tripoli. Mi ha detto un ottimo primo tempo, anche è stato vicinissimo al gol con un mancino diagonale che non è terminato in porta, però per questione di poco, con Di Martino che si era gettato sul pallone ma senza toccarlo. Tanto Mineo sta giocando praticamente a ridosso di Caminita, dunque è diventato un è un 3-5-2 un po' rivisitato in realtà, 3-5-1-1 quasi, con i 5 centrocampisti che però quasi diventano 3 in zona offensiva e 2 soltanto in difesa.
a fare da schermo al momento c'è sicuramente Teresi e poi Carrozza, invece è un po' più avanti tutti gli altri con Messina su tutti e Ruvolo. Palla lunga a cercare la testa di Caminita, poi Mineo la controlla Antona che non si fida dell'uscita del portiere, allontana lui la palla, poi scontro tra Laimo e Carrozza che va sul pallone adesso, no, era Moncada chiaramente, quindi rimessa per Carrozza. Palla lunga di testa, allontana Martino, poi favorisce l'intervento, però va bene così, finisce la partita, 0-1 il risultato, vittoria ancora per l'Athletic che sale dunque a quota 30 in classifica. Una vittoria decisa dalle gol di Caruso sul passaggio illuminante di Annania, che è stato molto bravo a tagliare il campo e anziché andare sull'esterno a puntare internamente la squadra avversaria, lì ha trovato infatti il posizionamento di Caruso che è stato perfetto agganciando il pallone e destro a girare sul palo lontano. Noi intanto vi ringraziamo per averci tenuto compagnia come sempre. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, vi ringrazio.